Mauro Magia, introduzione nelle scuole del primo ciclo della lingua sarda come materia curricolare e veicolare. Unità 1, formazione di base e didattica del primo ciclo. In questa immagine vediamo una sintesi del progetto che fu inserito nel PTOF 2016-2019. Nel testo sono indicate le scelte iniziali operate dal Collegio dei Docenti circa la varietà linguistica da usare nelle lezioni e il sistema ortografico da adottare con i vocabolari di riferimento. Il progetto, nei suoi contenuti formativi e didattici, è stato ideato e coordinato da Mauro Magia. Sul piano organizzativo e per l'inserimento nel PTOF e nel piano di miglioramento è stato determinante il ruolo svolto dal dirigente scolastico Giovanni Carmelo Marras. In questa diapositiva vediamo i suddetti formatori con l'indicazione dei rispettivi settori formativi curati nel corso dell'anno 2015-2016. Da questa immagine in avanti si proporrà una serie di esempi di materiali didattici realizzati per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nel quinquennio 2015-2020. In questa immagine un lavoro eseguito dagli alunni della scuola dell'infanzia con la contestuale indicazione del nome in sardo e in italiano. In quest'altra immagine possiamo osservare un lavoretto relativo ai principali fenomeni meteorologici presentati in forma di vignette ugualmente denominati con il loro nome in sardo e in italiano. Questa diapositiva mostra dei disegni sotto forma di autoritratto realizzati dai bambini dell'anno prescolare, nel quale i medesimi, esercitandosi nella prescrittura, hanno scritto il proprio nome. Questa diapositiva ha lo scopo di insegnare agli alunni i nomi in sardo delle dita della mano. Il loro compito è facilitato da una filastrocca tradizionale anche sotto forma di canzoncino infantile. Nel 2016-2017 al progetto di base fu affiancato per il biennio il progetto Limba Nostra, ideato ugualmente da Mauro Magia, al quale parteciparono come scuole associate anche gli istituti comprensivi di Ossi e Tiesi. Nella formazione, oltre al progettista coordinatore, furono coinvolte le università della Corsica, di Cagliari e Zurigo. Questo secondo progetto ha vinto il prestigioso Label europeo delle lingue per il 2018. Nel 2019 è stato pubblicato un libro di testo bilingue sardo-gallurese per le prime 3 classi di scuola primaria che rappresenta il prodotto di maggior rilievo scaturito dalla sperimentazione. Nella diapositiva, oltre alla copertina, sono indicati i nomi di tutte le persone che a vario livello hanno collaborato gratuitamente col curatore Mauro Magia alla realizzazione del libro, che è attualmente utilizzato per l'insegnamento del sardo e del gallurese. Nelle immagini che seguono sono riportate alcune pagine e figure tratte dal volume in questione, che ha la doppia funzione di servire sia come libro di testo sia come guida operativa per il personale insegnante. Coerentemente con le scelte operate dal Collegio dei Docenti, il libro contiene alcune schede dove sono riassunte le principali regole ortografiche per le quali il principale riferimento è costituito dai prestigiosi vocabolari di Tonino Rubattu, Enzo Espa, Massimo Pittau e Pietro Casu, che l'Istituto ha fornito al personale insegnante insieme al dizionario gallurese italiano di Francesco Rosso. Nella diapositiva a fianco sono mostrate le norme ortografiche per la resa della vocale epitetica o paragogica e della T finale della terza persona singolare e plurale delle coniugazioni verbali. In quest'altra diapositiva sono indicate le norme relative alle preposizioni kun e in, all'apostrofo, alla lettera Z sonora e sorda, alla preposizione de e alla consonante B in contesto intervocalico. In questa diapositiva sono riportate le norme relative alla scrittura delle lettere G, Q e H. Questa figura mostra degli alunni che si tengono per mano dicendo «Noi favedamus in sardo vinzas in iscola».
In quest'altra diapositiva vediamo un classico tabellone nel quale sono riprodotte le prime 4 lettere dell'alfabeto in stampatello e in corsivo. In questa pagina l'attenzione è rivolta alla pronuncia delle vocali toniche. L'accento grave segnala quelle aperte, mentre l'accento acuto segnala quelle chiuse. Questa diapositiva mostra lo stesso argomento di quella precedente, proponendo un esercizio nel quale siano gli alunni a indicare quando la vocale tonica sia aperta o chiusa. In questa figura sono presi in esame i nessi consonantici la cui scrittura è diretta a conseguenza dei rispettivi etimi. Questo esercizio riveste molta importanza per le varietà dialettali in cui alcuni nessi presentano la stessa pronuncia pur scrivendosi in modo diverso. In questa diapositiva è presa in esame la pronuncia della Z sonora, o dolce, e di quella sorda, o aspra. Nel sistema ortografico sardo la prima si scrive con una sola Z, mentre la seconda si trascrive col digramma TZ. Questa diapositiva e le 3 successive prendono in esame il lessico. Qui si propone il corpo umano visto da entrambi i lati con la nomenclatura delle diverse parti esterne. La duplice figura serve per l'apprendimento dei termini che gli alunni collegheranno alle rispettive parti del corpo servendosi di apposite linee. In quest'altra figura sono proposti i nomi delle stagioni a sinistra e i nomi dei mesi a destra. Nella tabella a destra i colori delle righe raggruppati a 3 hanno lo scopo di associare i nomi dei mesi a quelli delle stagioni. In quest'altra diapositiva è mostrato lo spaccato di una casa con l'indicazione dei principali nomi che ne distinguono i diversi ambienti interni ed esterni. Questa diapositiva e le 2 successive hanno per oggetto l'aritmetica. In questa tabella sono riportati i nomi dei numeri in sardo da 1 a 10.000. In questa diapositiva si propone agli alunni la risoluzione di un problema relativo alla sottrazione e alla divisione. Anche in quest'altra diapositiva si propone la risoluzione di un problema analogo a quello precedente. Si noti che entrambi i quesiti fanno riferimento al mondo tradizionale sardo. In questa pagina sono proposti 2 dialoghi relativi a 2 persone che non si conoscono, nei quali una è sarda e risponde alle domande dell'altra, che rappresenta idealmente un turista. In questa pagina si riproducono i testi di alcune preghiere ormai sconosciute ai bambini sardi. In successione sono proposti il segno della croce, il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Qui è riprodotto il testo integrale della celebre preghiera settecentesca Deus ti salve Maria, che rappresenta il più celebre canto religioso della Sardegna. In questa pagina è riprodotto il testo del canto natalizio Andemus a Sagrutta, che in passato veniva insegnato agli alunni non solo in chiesa, ma anche in diverse scuole. Quest'altro testo, anch'esso composto dal sacerdote Pietro Casu, è relativo all'altro canto natalizio Nascit est. Da questa pagina l'oggetto dei canti si sposta dalla sfera religiosa a quella quotidiana. In questa diapositiva è riprodotto il testo di una lunga cantilena, Anninnia, Anninnare, che le madri cantavano ai figli più piccoli per favorire il loro sonno. In questa pagina sono riproposte 2 antiche filastrocche di diversa tonalità che si usava a cantare in occasioni diverse. La prima si cantava ai bambinetti tenendoli seduti in grembo, la seconda era cantata dai bambini, specie quando si preannunciava la pioggia. Questa parte della lezione si chiude con 4 diapositive relative alla geografia e alla storia del territorio comunale di riferimento. Entrambi gli argomenti hanno lo scopo di incentivare la ricerca da parte degli alunni sulle origini del loro territorio.
Esse possono rivelarsi molto utili come introduzione alle lezioni delle rispettive materie in italiano, considerando che i libri di testo generalisti non contemplano lo studio dell'ambiente e della storia locali. Nel presente caso, la ricerca degli alunni parte dalla collocazione geografica del proprio comune, in cui viene indicata la superficie e il numero degli abitanti. Segue l'idrografia con l'indicazione dei corsi d'acqua e l'orografia con l'indicazione delle alture più note. In questa seconda diapositiva si prende in esame il reticolo viario del centro abitato con i nomi dei rioni sia tradizionali sia moderni. La storia del territorio in questo caso parte da specifici fenomeni e dalla presenza di reperti che risalgono fino al Paleolitico. La descrizione storica prosegue prendendo in esame i periodi prenuragico e nuragico fino ai resti della dominazione romana e alla descrizione delle chiese dell'abitato e dell'agro con le relative opere d'arte. Lo studio del territorio si conclude con uno sguardo alle risorse economiche, alle particolarità dialettali e alla fauna. Riguardo alla lingua, nel comune di Perfugas si usa anche il gallurese. Il libro di testo Giogende in Parende è bilingue sardo-gallurese. Nelle due diapositive che seguono si propone un esempio di didattica della grammatica nella scuola secondaria di primo grado. L'esempio è costituito da una unità di analisi grammaticale con l'indicazione di ogni singolo elemento da individuare partendo da un breve racconto. In questa diapositiva è preso ad esempio il racconto esopiano della formica e la colomba. Il docente commenta anzitutto le finalità di questo testo dal punto di vista morale e in seguito assegna alla classe un esercizio con la finalità di individuare e distinguere le parti grammaticali che compongono il medesimo racconto. Dal 2016-2017 alla formazione di base ha fatto seguito la formazione avanzata che sarà l'argomento della prossima unità.